Allora, intanto grazie dell'invito. Bene fa l'ANCI a voler raccontare ai comuni, ma anche alla collettività quello che è stato fatto, insomma, perché voglio ringraziare anche il Presidente De Caro, perché insomma si è davvero consumato in questi anni di pandemia. Per cui, insomma, questo PNRR potrebbe anche darci la voglia e l'entusiasmo di poter far vedere ai bambini che qualcosa in Italia si muove, no? Per cui la data di scadenza del 2026 è una data di scadenza assolutamente performante, molto difficile, ma dobbiamo farcela perché abbiamo bisogno della solidarietà di tutti. Io però voglio cominciare il mio intervento, siccome ho seguito direttamente queste cose, noi a Venezia, voglio ringraziare due persone che sono qui presenti, Sonia Caffù del MEF e Claudio Sgaraglia del Ministero dell'Interno. Vi ringrazio sinceramente a nome, penso, di tantissimi comuni, di tutte le persone. Queste persone hanno lavorato, loro e le loro squadre ovviamente, non, ecco, cito voi ma per citare tutti i vostri collaboratori, ed è bene che i ministri sappiano queste cose perché dietro ai discorsi, alle grandi cose ci sono le persone. Queste persone hanno lavorato anche di notte per approvare i progetti, dico sia al MEF che al Ministero dell'Interno, per cui complimenti davvero, grazie davvero per il vostro lavoro. Sono venuto qua quasi esclusivamente per dire questo. No, perché se parliamo di meritocrazia, parliamo di persone, di metterle al centro, sappiate che qui sarà uno sforzo immane delle persone. Allora, senza elencare un sacco di problemi, dico a Venezia, così la stringo, noi abbiamo scelto invece la traccia dello sport. Abbiamo anche, lo sport è inclusione sociale, è merito sportivo, è competizione, ma è anche inclusione sociale. Abbiamo scelto un'idea di un progetto importante che è il Bosco dello Sport, l'abbiamo chiamato così, a Venezia mancava da 40 anni. E poi il progetto più sprint, dove in pratica abbiamo immaginato di non concentrare tutti gli sforzi, come hanno fatto altri, su un unico grande progettone. Abbiamo un progetto simbolo, che è un grande bosco di più di 40 ettari di bosco che viene su un'area che era stata prevista per fare lo stadio, il palasport. Abbiamo tolto tutte le cubature che invece erano messe prima, legate ad alberghi, centri commerciali, eccetera, che normalmente sono quelle che servono per poter costruire queste attrezzature sportive. Considerate che a Mestre soprattutto noi queste attrezzature le aspettiamo da quando io sono piccolo, non le abbiamo, mentre in altre città si criticano gli stadi vecchi, noi non ce li abbiamo, non li abbiamo mai avuti, per cui non abbiamo gli spazi per i concerti, non abbiamo gli spazi per l'aggregazione sociale, eccetera. E questo sarà il progetto che si vedrà di più. Poi però abbiamo pensato di coinvolgere, sempre con le regole che si sono state date, più comuni possibili in questa partecipazione, legando sempre questo progetto al progetto dello sport. Abbiamo chiamato più sprint e sono stati in qualche modo inclusi in questo progetto 28 comuni su 44. Per cui sarà una grande partecipazione di Venezia nell'ambito sportivo, e per sport intendo proprio la cultura dello sport, la cultura del stare insieme, del riconoscersi e anche di competere. Facendo qualche cifra per farvi capire, per dare concretezza, il lavoro sarà di più di 330 milioni, ma di questo vorrei sottolineare che quasi 200 milioni li mette il comune insieme ad altri comuni. Questo per dire la quantità di risorse che abbiamo trovato come comune. Come le abbiamo trovate? Efficientando i bilanci, cercando di togliere la spesa che si poteva efficientare, cercando di fare risparmi, e abbiamo sistemato i bilanci del comune e ci siamo trovati queste risorse, per cui è un grande cofinanziamento della nostra città e dei nostri comuni. Gli altri filoni sono la sostenibilità energetica. Noi abbiamo iniziato, da quando io sono sindaco, ormai sono 6 anni, a credere non solo a parole ma nei fatti nella sostenibilità. Per cui abbiamo cominciato il Lido, che è un'isola che divide, dove viene fatta la mostra del cinema, che divide Venezia dal mare. L'abbiamo elettrificata tutta per quanto riguarda gli autobus. Tutti gli auto sono tutti elettrici, già adesso. Per cui si innesta questo PNR con queste, diciamo, tutto sommato, linee che ci dà l'Europa, esattamente sulla strada che noi avevamo già perseguito. Noi poi abbiamo anche la fortuna di avere un ministro veneziano, Brunetta, che l'altro giorno vi ha fatto vedere una serie di efficientamenti sulla pubblica amministrazione, che in qualche modo sono stati sollecitati anche dalla nostra esperienza territoriale. Noi avevamo avuto, per efficientare, faccio un esempio, perché poi spendere soldi su tutti i bravi, ma incassarli e poi dovremmo anche pagarli. Allora, come abbiamo fatto a efficientare? Faccio questo esempio: avevamo molti uffici delocalizzati dove si facevano le carte d'identità, i certificati di residenza, queste cose qua.
E abbiamo creato un sistema informatico che consente ai cittadini, abbiamo potuto chiudere dei centri o ridurre gli orari, per cui risparmiare nei costi, e avere, all'inizio c'è stata qualche protesta, poi i cittadini hanno capito che con questo sistema non si fa la carta d'identità da casa. Per cui non solo non serve fare la coda agli sportelli, ma la puoi fare anche la sera, la puoi fare il sabato, la domenica e ti viene recapitata. Per cui in qualche modo questa spinta che il PNR sta dando, e io appunto ho citato il ministro Brunetta perché è il momento della collaborazione, è il momento in cui, l'avete detto anche prima, no? Questa base che l'ANCI sta facendo perché tutti possono vedere le migliori esperienze, possa essere il volano per gli investimenti privati. Perché se noi non facciamo scattare gli investimenti privati diventa solo spesa pubblica. Allora dobbiamo credere che i privati vengano sollecitati, questo grande piano, diciamo Marshall, anche se non si chiama così, ma di grande rilancio del Paese, deve riuscire a mettere poi le imprese e i privati in prima fila. Perché noi dobbiamo dare lo start, ma poi gli altri. Poi noi abbiamo comprato, sempre su questa linea, 90 autobus a idrogeno, io ho creduto fortemente nell'idrogeno, l'ENI mi ha seguito, Descalzi devo dire, ci conosciamo da anni, insomma, abbiamo deciso di fare questa scelta, l'ENI ha presentato un piano di rigenerazione, non c'entra col PNR, però è collegato, e costruiremo 2 stabilimenti produttivi di idrogeno a Marghera, e l'altro giorno abbiamo inaugurato, non coi soldi del PNR, coi soldi del Comune e dell'ENI, abbiamo inaugurato il primo distributore idrogeno d'Italia. Cioè, se qualcuno ha una macchina idrogeno, i tedeschi ci hanno già chiamato, perché le macchine lì sono già in commercio da 4-5 anni, sono in commercio, e allora possono venire a Venezia con la macchina idrogeno perché riusciranno a fare il pieno per poi tornare a casa loro. L'idrogeno ha la capacità di non emettere nulla dalla marmita, se non un po' di acqua, ma soprattutto è una grande invenzione per poter raccogliere l'energia elettrica e poterla portare sulle navi, sugli aerei, sui treni, per cui la scommessa del PNR è anche una scommessa operativa, non solo edilizia, ma una scommessa operativa tecnologica che dobbiamo vincere. Il Paese deve sentire questo brivido di positività, anche se abbiamo tanti problemi come l'inflazione, l'aumento dei costi, queste cose qua, però anche lì possiamo stare attenti magari a togliere qualcosa dai progetti, non solo chiedere soldi in più, dobbiamo cercare di efficientare tutti quanti. Finisco dicendo che ovviamente abbiamo investito sulla cultura. Assieme al Ministero della Cultura è stato fatto un investimento, verrà fatto un investimento di più di 160 milioni all'Arsenale, dove c'è la Biennale, un grande investimento che riguarda la città, un sistema nuovo praticamente verranno spesi i soldi per ristrutturare le mura dell'Arsenale, per sistemare le rive dei canali, che consentiranno ai cittadini veneziani in barca di risparmiare anche mezz'ora per ogni tratta, mezz'ora, cioè perché attualmente c'è un canale che è intercluso perché la riva sta cadendo, sistemandola riusciamo a rimettere in efficienza la città. Questo per il benessere dei cittadini, per fargli risparmiare tempo, calare il moto ondoso ed efficientare tutto il sistema, risparmiando anche ovviamente carburante. Sembrano stupidaggini, ma sono poi la base, e penso, spero, l'esempio per una città, per un paese migliore e anche più ottimista. Per cui ancora grazie di questa partecipazione.